Un vasto traffico di cocaina e di animali è stato scoperto tra Sicilia e Calabria. I carabinieri di Ragusa, su delega della DDA di Catania, hanno eseguito 19 misure cautelari in carcere e 35 decreti di perquisizione di persone indagate. In particolare, tra le persone arrestate ci sono 11 ragusani, 6 agrigentini e 3 persone di Reggio Calabria. Sono tutti accusati di traffico di stupefacenti e furto di animali. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i siciliani andavano a prendere la cocaina in auto a Gioia Tauro per poi spacciarla tra Ragusa e Agrigento. L'indagine ha permesso di accertare legami instaurati tra Cosa Nostra di Vittorio e Comiso con esponenti delle Endrine calabresi, della Piana di Gioia Tauro con esponenti della famiglia mafiosa Fragapane di Santa Elisabetta, il cui capo Salvatore Fragapane è detenuto in quanto condannato all'ergastolo per la scomparsa e l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo. Tra gli arrestati di oggi, ed in particolare quelli della provincia di Agrigento, sono il figlio di Salvatore Fragapane, Francesco, di 37 anni, di Santa Elisabetta, i già noti Roberto Lampasona di Santa Elisabetta, Antonio Mangione di Raffadali, già arrestati sia per mafia che per traffico di droga con i calabresi e furti di bestiame, e Giuseppe 40 di Favara, coinvolto nell'operazione Cronos. Poi ancora Salvatore Montalbano, 25 anni di Favara, e Antonio Manzullo, 52 anni di Burgio. A eseguire le misure cautelari i carabinieri del reparto operativo di Villa Seta. A capo dell'operazione c'è il ragusano Concetto Giuseppe Aricò. Mentre per il furto e il traffico di centinaia di capi di bestiame che avveniva in Sicilia, secondo gli inquirenti, i basisti siciliani avrebbero indicato ai calabresi dove poter rubare. Il maggior numero di furti sarebbero avvenuti tra Siracusa, Catania e Caltanissetta. Gli animali sarebbero stati poi trasportati in Calabria.